Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un falso italiano. Ne abbiamo già parlato qualche puntata fa quando abbiamo esaminato termini come assegno e cassino. In questo caso oggi parleremo del verbo mantenere. Allora, in italiano mantenere è un verbo transitivo che riguarda principalmente il tenere fede a una promessa, una parola data, oppure mantenere l'ordine all'interno di una manifestazione. In napoletano mantenere significa proprio tenere con le mani. Si mantiene la busta, si mantengono le chiavi, si mantiene la borsa e no, non c'è. In napoletano mantenere indica gli oggetti, cioè ha un'azione legata agli oggetti. In italiano invece l'azione riguarda cose più immateriali, tant'è vero che sarebbe tecnicamente sbagliato il termine napoletano, almeno per quanto riguarda l'italiano, ma i napoletani usano mantenere invece per indicare tutta una serie di cose che un italianista o linguista storcerebbe profondamente il naso. Questo mi è capitato anche una volta mentre stavo cercando le chiavi una sera per aprire la macchina, ho chiesto a un amico che era lì con me se mi potesse mantenere il borsello mentre cercavo le cose, lui non capiva, a che gli ho spiegato anche che non capivo il suo rimanere così immobile, gli ho spiegato che mi doveva mantenere il borsello perché dovevo cercare le chiavi. E lui mi rispose abbastanza stizzito: si usa tenere, cos'è mantenere? Gli oggetti si tengono, gli oggetti si curano. E io, che già ero abbastanza infervorato di mio perché non riuscivo a trovare le chiavi della macchina, gli ho risposto diretto a brutto muso: gli oggetti si curano perché si sono fatti male. Ok, detto questo piccolo episodio di vita personale, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!